Siamo al Palazzo della Ragione per presentare un progetto che vuol far scoprire Padova da un nuovo punto di vista. La luce, il cielo, guarda che bella giornata che c'è oggi. È un progetto che si chiama Padova Seconda Stella a Destra, Come questa guida. e ci porta a scoprire che a Padova ci sono molti luoghi e che ci raccontano il cielo, quanto il cielo fosse presente in città. Qui siamo a Palazzo della Ragione, che custodisce uno dei cicli di affreschi astronomici astrologici più grandi del mondo. Oppure qui vicino c'è l'orologio astronomico di Piazza dei Signori. Forse non tutti sanno che non è solo un orologio, ma che per esempio ci dice anche quanta luna si vedrà in cielo questa notte. Oppure i luoghi di Galileo, dalla statua di Galileo in Prato della Valle alla sua cattedra al Bo. Ecco, tutti questi luoghi del cielo sono diventati un itinerario, l'itinerario Seconda Stella a Destra. Per vedere tutte queste cose come si fa? Allora, da domenica prossima fino al 5 gennaio, grazie a un progetto sviluppato insieme al Comune di Padova, ci saranno visite guidate, passeggiate e attività per bambini, eventi musicali, tutti ispirati al progetto Seconda Stella a Destra e alla riscoperta del cielo. È un po' il nostro anche augurio di Natale di riuscire a rivedere una città che brilla. Grazie Chiara, buongiorno Martino. Buongiorno Martino, grazie.